Un manager con una lunga esperienza nella direzione strategica delle aziende sanitarie, Marco da Monteprioli, attuale direttore dell'ospedale San Martino di Genova, chiamato alla guida dell'azienda Tutela Salute Liguria, e una specialista in igiene e medicina preventiva con un'esperienza consolidata nella direzione di grandi aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie, Monica Calamai, a capo della nuova azienda ospedaliera unica metropolitana genovese. Sono i due nomi scelti dalla giunta regionale per dare avvio, a partire dal 1° gennaio, alla riforma della sanità regionale. Scelti anche i nomi dei direttori di area. Per l'ASL 4 è Maria Elena Secchi. Le nomine si inseriscono nel processo di riorganizzazione della sanità ligure. Al centro del nuovo modello di governance si configura la nascita dell'azienda Tutela Salute Liguria, il cui direttore sarà appunto Marco da Monteprioli, che coordinerà l'assistenza territoriale articolata in 5 aree, oltre all'area Liguria Salute, che sarà invece diretta da Giancarlo Bizzarri. I nuovi direttori di area sono: per la ASL 1 Marino Anfosso, per la ASL 2 Monica Cirone, per la ASL 3 Ivan Mazzoleni, per la ASL 4 Maria Elena Secchi e per la ASL 5 Paolo Cavagnaro. Nasce anche il nuovo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l'azienda ospedaliera metropolitana di Genova, che integrerà il Policlinico San Martino, il Galliera e l'ospedale Villa Scassi. Il nuovo direttore sarà Monica Calamai. Nuovo direttore di plesso dell'ospedale Policlinico San Martino sarà invece Bruna Rebagliati, mentre quello dell'ospedale Villa Scassi sarà Paolo Petralia. È stata inoltre raggiunta l'intesa con Monsignor Marco Tasca per la direzione dell'ospedale Galliera, che rientrerà nell'azienda ospedaliera genovese. La nomina sarà approvata nella giunta del prossimo 29 dicembre. Secondo gli auspici della giunta, la riforma ridisegna l'assetto del sistema sanitario regionale. L'obiettivo è renderlo più moderno, flessibile e vicino ai cittadini, superando la frammentazione gestionale e garantendo una risposta uniforme ai bisogni di salute su tutto il territorio.